Il progetto è promosso dal Consorzio Oltrepo Mantovano e dal Consorzio Navigare Adda. È un'iniziativa molto interessante, toccherà i comuni da Riva di Suzzara fino a Polesella, toccherà tutti i comuni dell'Oltrepo Mantovano e anche comuni rivieraschi del fiume Po della provincia di Ferrara e di Rovigo. Grazie alla cicogna faremo durante la domenica nei comuni che ovviamente sceglieranno le giornate più idonee per loro in concomitanza delle sagre, delle feste di paese. Faremo queste 5 uscite di un'ora ciascuna, navigazione molto tranquilla, navigando e risalendo il fiume Po e ritornando sempre al stesso pontile di partenza. L'imbarcazione è un'imbarcazione di nuova costruzione, è lunga 16 metri, ha 2 propulsori da 150 cavalli con motori Steia, è totalmente costruita in alluminio, per cui un'imbarcazione molto leggera e con pochissimo pescaggio, per cui ci dà la possibilità di poter navigare tutto l'anno, anche nel periodo estivo quando ci sono delle secche importanti, e può imbarcare fino a 50 biciclette, perché la nostra intenzione è anche quello di fare il bicibarca. I pontili di partenza dell'Oltrepo Mantovano saranno Riva di Suzzara, San Benedetto Po, Quingentole, Pieve di Coriano, Revere, Sermide e Felonica. It's the first time I go to Po area, the Po River, and I think we were very lucky with the weather, and the cruise was very pleasant. I was impressed by the size of the river. It looks like Kiev, the Dnieper in Kiev. I went there a few years ago, and it's the main river of Italy. So for me it was important to visit this place. Finalmente quest'anno siamo riusciti a partire dopo tanti anni di tentativi di ricerca per trovare delle soluzioni per ripristinare la navigazione lungo il Po. Ci siamo riusciti grazie a questo incontro, se vogliamo anche inaspettato, con il Consorzio Navigare l'Adda, che ci ha dato la disponibilità, appunto fornendoci la cicogna, questa barca che ha la caratteristica di avere basso pescaggio. Finalmente attraverso questo sistema riusciremo a ritornare, spero, a dei numeri che un po' ci gratificano rispetto agli sforzi che abbiamo appunto sopportato in questi anni per rilanciare il turismo nell'Oltrepo.